Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È stato sgomberato il parabrillía di Corigliano. I ragazzi sono stati accompagnati in strutture idonee a Tarsia, Terranova e Rossano. Vediamo. Non li hanno lasciati nel Parabrillía, ma collocati in strutture adeguate. Parliamo dei minori non accompagnati, circa 360 arrivati a Corigliano Calabro tra il 29 giugno e il 15 luglio. A darne notizia il sindaco Giuseppe Geraci, che riconsegna alla città il palazzetto dello sport. I ragazzi sono stati sistemati sia in strutture emergenziali sia in strutture idonee alla prima accoglienza. Solo 2 delle 7 associazioni che avevano risposto alla manifestazione di interesse predisposta dal Comune a fine giugno hanno confermato la disponibilità, esattamente a Tarsia, Terranova e Rossano, dove i giovani migranti sono stati trasferiti e dove saranno seguiti. Nei 20 giorni dell'emergenza la prefettura, fanno sapere dal municipio, ha potenziato i servizi igienico-sanitari e l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha effettuato i sopralluoghi per verificare le condizioni di salute dei minori, che sono stati seguiti anche da Giovanni Manoccio, delegato dalla Regione Calabria per l'immigrazione, e da Franco Corbelli, leader del movimento Diritti Civili. La concreta disponibilità dei comuni che hanno accolto bambini e ragazzi ha di fatto risolto parte dei problemi. A Corigliano ne restano 30 di ragazzi che momentaneamente saranno ospitati nella scuola di Villaggio Frassa. Il comune con la prefettura è ancora al lavoro per dare risposta a circa altri 100 minori ospitati nell'ex Hotel Sibaris di Cassano.